Ma scende 5 e mezza ogni mattina per gli affatica. Una moglie e 4 figli, o cano gatto, a giara magna. Ma so sempre stanca, mi fa male lo scianca, io non ce la faccio più. Tengherina pezzonga, una monezia, non ce la faccio più. Perché faccio lavoratore e getto sangue duri sciora e mi riposa un'ora per mangiare sempre lo stesso anina, o specchio galbanina. Oh, voglio voluto fare proprio questo inizio di live proprio con il botto. Infatti, voglio un dengue chiucciata. Eccolo qua. Ha voluto fare un inizio un po' nuovo. Aspettate un attimo che mi dico un attimo sui commenti. A così vi che subito che mi state parlando per questa canzone. Eccoli qua, i miei amici del lunedì, voglio oramai siete proprio, si mi fatto proprio la comitiva, mi fatto proprio la comitiva del lunedì alla grande. Vi voglio salutare sempre tutti quanti perché come ben sapete io saluto perché mi piace fatti fa questo televolla. Allora, intanto veramente paziente, eravate 22, ma da credere, a mi sa cantare questa canzone da 12, cioè per cantare questa canzone a perso 10 spettatori, ma chi ci facciamo fa? Era meglio che mi stavo zitto, ovviamente, era meglio che mi stavo zitto. Comunque, niente, voglio salutare tutti quanti. Allora, Domenico Sarnese, Luca Saviano, Drank Dorano, Michele Cento. Aspettate un attimo, voglio che sta partendo la pubblicità in coppa YouTube. Aspettate. Scusate, sto sentendo questa cazzo di pubblicità nella rete. Ah, si è fermato. No, aspettate, scusate. Mo si è fermato. Dicevo, voglio salutare Tony Granato, Salvatore Bellini, Capano, che Carmine Catapano dovete sapere il mio assistente ufficiale, perché ogni volta mi manda il link per leggere questi commenti. Poi c'è sta Salvatore Bellini, già la città, Antonio Puca. Aspettate un attimo, andiamo sopra, andiamo a vedere. Andiamo a vedere chi ci sta. Vabbè, proprio saluto tutti quanti, indipendentemente da chi ci sta e da chi non voglio farci pubblicità ogni tanto e la devo fermare perché la tengo parecchie, eh. Mannaggia padrone. Mannaggia padrone. Ecco, a posto, fermato. Ma lascia, ma stasera non si blocca pubblicità su YouTube. Aspetta. Ma sto subendo a comando. E no, voglio, sta pubblicità qua internet mi sta spostando la pattuglia. Non so, fermavo proprio in nessuna maniera. Ma non so, qua proprio. Aspettate un attimo. E non so, c'è ogni tanto parte belle, scusa se mi fermo ogni tanto è perché ogni tanto sento andare, ma sento sta pubblicità e stuscia, scimmie profumi e merda. Dove pane? Ma chi sono cazzo? Aspettate. Speriamo si è fermato, oh, ma allora, eh, a posto, a posto, credo. Niente, voglio dire, mi ha chiamata Alessia Marcuzzi e ti fa prima, ma non puoi fare il live un altro giorno? E ci sta Alessia, no, non mi dice niente, a me piace farlo il lunedì senza... Eh no, perché sai com'è, poi la gente sa avere un live dove non si vede il grande fratello, alla fine, cioè, la città a me me ne fotto proprio, io devo stare con i miei lunedì e fate quello che volete. Allora,
Spiego, no, voglio salutare come. Poi voglio salutare di The Micro Game 3R, che purtroppo tiene questo nome che è proprio una merda, però alla fine ci sembra, è uno dei fedelissimi nostri, quindi voglio salutare. E, che mi dice, ero fuori da YouTube a cantare, pensavo fosse un virus, ma invece è il nostro Frank. Ero io, che non è Frank, io sono sempre Cerrone, ma io sto faccio, ma come ci fa a fare questa cosa? Allora, Frank e Cerrone, molti gradi da voto, perché che ci ha fatto? Frank e Cerrone all'origine sono due persone, cioè no, sono due persone, e Cerrone è nato, io sono Cerrone, ciao vado a il caos fatto, perché io non mi state chiamando Frank tutto l'anno, fa anche quasi un secondo nome, però io non sono Frank, sono Cerrone. Sono stato anche io a non spiegarlo, cioè negli anni sono stato, cioè abbiamo fatto tanti errori di comprensione secondo me, perché stava scritto Frank e Cerrone sulla pagina, con quella E brutta e tutto attaccato. Ovviamente la gente si pensava che era Frank Cerrone tutto attaccato. E quindi c'è stato un po' questo errore. Però abbiamo, non so se ci avete fatto la pagina, abbiamo scritto Frank e Cerrone. Quindi mo non mi chiamate Frank, sono Cerrone, non poco cosa, non per Frank, però Cerrone. Allora, c'ero Song, Salvatore Bellini, c'ero Songhi, 9 e mezzo, mica di Severin, fratello, no, assolutamente, Salvatore, assolutamente, anche se so che ci sono vari film fatto bene, no, anche di paio, so che ci sono, cioè, non è che so, l'ho già visto, ho visto in TV, che comunque ci stanno vari guaglioni molto carini, e non so il vero grande fratello, perché non me lo voglio vedere, però, cioè, si vuole davvero, però mi capirei, mi capirei. Ehm, mi- che le scoppieto i brividi, ovviamente si riferisce alla canzone che ho cantato, vai un po' la canto più. Ho fatto questo inizio così, giusto perché sa, all'inizio non so già dice, allora, per ok, ma Kite, c'ero Antonio Puca, c'ero una di 4 ore, ma rammagna pure a me. Ida ce la magna pure a te, ok? Fammelo sapere, perché allora sta. Vittorio Montagna, grande la intro, frate. Pure Vittorio, voglio, ve lo ricordo, Vittorio è un altro ragazzo che fa video su YouTube, è bravo, andatevelo a vedere. Ragazzi si chiama Vittorio Montagna, ve lo trovate su YouTube. E Nicola Monda che scusa per il ritardo, vedi quando uno è educato, c'è sta, Nicola Monda c'è sempre, c'è sta, qui c'è sta, Luca Saviano, Fabri Cassato con la parodia, non stiamo inguaiati, secondo me, grazie, Guagliù, non ho capito se sta parodia è piaciuta o no, perché tutti quanti mi scrivono, bello, bello, però per esempio ha fatto poche visualizzazioni, no? Io non lo so come te ci fa capire, non è che uno misura dalle visualizzazioni se una cosa piace o meno, però io mi aspettavo un po' di più, sinceramente, mi aspettavo più visualizzazioni. Però devo dire la verità, sono arrivati un sacco di commenti positivi, tutto quanto bello, bello, papà. Ma vi hanno per culo oppure vi è piaciuto veramente? Io spero che vi è piaciuto veramente. A noi ci è piaciuto farlo e ci è piaciuta la canzone, volevamo fare questa cosa. Cioè, mi divertite l'abbiamo fatto, quindi ok. Poi, Carmine Catapano, c'è Roberto Capella. Perché è sempre lo stesso, fondamentalmente me l'ha tagliati i capelli, sì, mettagli sempre la stessa maniera, non è che cambiano tanto, sono sempre gli stessi i capelli, mi si ricagniamo, ma poi capo che è particolare, la capo tenga la capa rossa, la capa colorata, quindi mi devo fare per forza questi tagli, posso spaziare chissà i tagli, ma posso perdere pure i capelli, quindi non è che posso, che potessi fare crescere, potessi fare un, posso fare manco cazzo, quindi da così mangia fare. Allora, chi ci sta? Eh? Tony Granato, sono pure i Fabri, sì, già Tony, già l'ho detto, già ti ho salutato pure, Tony, chiudi il orecchie. Salvatore Bellini, c'era fu cantante, sì, sì. Mi piacesse fu cantante, dice la verità, guarda, io mi sarebbe piaciuto che cantare, però non so se cantare, purtroppo non so cantare, però mi fosse piaciuto fu cantante, dice la verità. Ma più che il cantante io mi fosse di fare tipo, che ne sai, c'è rock star, sai, che si mangia nel film, no? Tipo Robbie Williams, di fatto grandi, quelle cose belle. Eh?
Valerio Abbondante, grande Valerio. Mamma mia bella, eccomi qua. Ciao raga, grande Fabri, grande Valerio. Valerio, un altro fedelissimo, voglio proprio bene. Quando vedo sempre i stessi nomi, mi sa proprio di fedeltà, mi sa proprio che uno dice, "Ah, boh, ma mi fa piacere, per esempio, noi siamo sempre pochi, però siamo sempre gli stessi e non fa niente, poi ognuno quando sarà, vabbè, ce ne fotterò. Ecco qua. Francesco Riccio, buonasera a stanza. Saluta sempre Francesco Riccio, saluta sempre prima la mia stanza. E un altro fedelissimo Francesco da Milano. Ah, ieri Francesco addirittura mi manda una fotografia per via dello team, mi manda una fotografia da sua che stava praticamente sta settata coppa a seggia con la scrivania piena di bolle, piena di quote e capendo a mano che si stava a ragionare a bullet, cioè proprio a livello di studio commerciale, capito? Sai, con una bullet proprio, no? E quindi penso che ci è piaciuto, ma l'ha detto. Paolo Improta, finalmente riesco a partecipare a una live a Safamarone. Cerrone, fenomeno italiano, addirittura fenomeno napoletano, italiano no, perché poi la lingua è quella che è. Comunque Paolo, ci fa piacere che sei riuscito a partecipare. Il voto non è facile, loro lo sanno, chi ha partecipato alle live dal primo giorno lo sa. Io i mom sono ban fondamentalmente a fare sta live, ma prima non sapevo fare manco qualche, infatti facevo figure in me, non so, vatti a vedere la prima live e capirà perché. Poi mi sono barato più o meno e mo riesco a fare. Però è facile, basta che uno si iscrive al canale, si aggiunge alle cerchie di Google come cazzo si dice, e riesce a partecipare. Comunque fa piacere. Hai tante, allora, ma Frank che fino a non fa niente, fai tutte cose tu? No, mo trovo, beh, che se mi piace questa domanda, trovo l'occasione per spiegare. Allora, Frank, in pratica siamo partiti io e lui a fare le parodie. Dopodiché, Frank l'anno scorso è andato a studiare sceneggiatura, cinema e altre cose. Quindi ci siamo un po' staccati. Quindi siamo venuti sempre a me perché ovviamente sto qui ora. E poi anche perché comunque lui si occupava prima del montaggio, delle riprese, quindi non è che si vedeva lui a fu scemo, facevi io scemo, quindi lui non si vedeva. Adesso, The Micro Game, ma chiamami Manuel Calmo. Ah, adesso sono quello di Facebook, hai ragione, Manuel. Ma tu tieni, tieni questo nome che io non collego, ovviamente, che sei tu. Manuel Calmo. Era meglio che ti chiamava Manuel Calmo, che su Micro Game 3R. Allora, sto canale li da chiamare e Piettipool. No, no. Piettipool, vabbè, è parte di questo canale, ovviamente, perché Piettipool soprattutto in quest'ultimo anno è molto presente nelle, nelle parodie. Ma chi è che mi sta chiamando coppa Google? Coppa... Poi giù, ma mi facile rispondere, che io si mette a parlare al telefono. Aspetta, la sveglia, ma non è la sveglia. Qualcuno che mi chiama Ma poi è uscito su fatto che è bello e buono, dopo a Facebook arrivano le chiamate, cioè, oppure dopo su Google Plus, non ci capivo, comunque arrivano le chiamate belle e buone. Ma non posso rispondere, poi, ma io, no, e poi a notte arrivano, ma vabbè. Belli, c'ero, Osaglia, Rindo, allora, non ho chiuso il telefono, Emanuele della Russa, ma come chiama fa? Subito che sto facendo la live. Annaccia capato. Ah, roba, insomma. Ehm, avevo visto non leggo proprio. C'è Usai Rindo Grande Fratello. Ah, Usai Rindo Grande Fratello c'è una napolitana che si chiama Francesca. Ho sentito che c'è una napolitana che quando c'è morta in fama. Ancora chi lo chiama? Allora, c'è sta una napoletana che si chiama Francesca, sì, lo so, cioè lo so, l'ha già sentito, non c'ha sciuto, mo studio proprio. Ecco qua, ecco qua. Aristotele. E sì, la sa c'è sta Francesca, cioè non so, c'è qualche polemica, non so, ci parlo napoletano, dice, boh, non so, mannaggia che facciamo capire perché non lo so. C'ero Manuel Calmo, c'ero invece
e io, grande fratello, adesso scassavo tutto cose. Non hai capito. C'ero invece io, grande fratello, adesso scassavo tutto cose. Pass, ma non hai capito, voglio un però non hai capito. Tony Granato, ci sta pure Francesco Vetere nel live. No, ora non c'è, però fra poco ce l'ho invitato. Lo faccio nel secondo tempo. Io lo faccio entrare, sì, mo si sta scaffando. Lo faccio entrare nel secondo tempo. E... allora, Paolo è in proda, c'è rotto, sono rimasto giusto di ciampa. Giusto di non ci capito, ma che sta qua? Che significa? Giusto ho fatto i capelli, ovviamente, sì, sì, sì. Sì, lo so, purtroppo mi sto godendo questi ultimi anni, ho ancora qualche capello, poi come potete ben vedere sto perdendo, ora faccio proprio live, cioè, capi, mi stanno cadendo un po' i capelli qua. Però io l'ho detto, a me mi importa, finché magari c'è del bulbo, mette la parrucca, cioè, ma come ne fa? Poi spero che quando perdo i capelli, no? Spero che abbiano inventato già qualche cosa tipo, vabbè che già l'hanno inventate delle cose tipo Conte, tipo, poi c'hanno i soldi, vabbè. Comunque, lo so, Luca Sana, no, Luca Savia, Fabri Giancarlo ci sta stasera, non mi dice che si aiuta a fare una partita di pallone, mica si fa una mente, l'importante è che ci stai tu. Alessia Marcuzzi ti fanno baffe, no? A parte che Alessia Marcuzzi è buono proprio, lo voglio dire proprio apertamente, tanto non c'è nemmeno mia amico, lo posso dire. Alessia Marcuzzi è proprio buona, 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 buona. Cioè, non so, sono anni che Alessia Marcuzzi è buona, non invecchia, no? Cioè, proprio... no, Giancarlo no, non la, perché Giancarlo no, perché stasera città mo, stasera faccio inizio e poi dopo faccio i appiette quello che comunque sono 2 settimane che non ci sta, quindi poi entrerà lui. E Giancarlo la prossima tu facciamo fa, l'ha già sentito, non l'ho sentito. Parecchi cazzi, pure Giancarlo che cazzo che si mette a cantare canzoni, quindi è fatto bene. Crecca. Nico- Nicola Monda, ma che facciamo su 19K di persone? Ci sono 25 persone che vendono il live, che vedono il live. Ci sono 19.000 persone, ma 19.000 persone che cosa? La pagina, no, non sono 19.000 persone. Ma tu devi sapere, Nicola, che il live è una che, che non va tanto, diciamo, in generale, è una cosa che diciamo a me mi annizza, che non va tanto, non è una cosa proprio perché ci sta pure chi non capisce che è un live, a volte me lo chiedo live e io ci ho spiegato, guarda, che è una cosa, tu praticamente gli parli, tu mi fai domande, e non è fatta, però io penso che poi col tempo, se uno la sempre, la fa, io so, proprio forse prende il, no, si può fare di più. Vabbè, come ce ne fotte proprio, dico, ce ne facciamo 25 idee ogni lunedì, ci divertiamo, mi è fatta una cosa come dico. Forse manca una femmina, questa è la cosa proprio, siamo proprio un gruppo tutti uomini, tutti, potremmo parlare pure di cose tranquille, tanto ci segue manca una femmina, eppure mi c'è di capire, però non va bene, non riusciamo ad attirare. Antonio Luciano, c'era una domanda a volo. Quanto guadagni con Google AdSense? Allora, questa è una domanda che io non ti so rispondere per il semplice motivo che io non ho Google AdSense, quindi che tu ci voglia credere o no, io non ho Google AdSense, però è una cosa che devo fare a breve, questa cosa di Google AdSense, perché non lo tengo. E fatemela già. Lucix M3 in ma no, Lucix M3 un Cool 00, così si chiama, io giuro un po' di Lucix M3 un Cool 0. Per la seconda volta qui, credo che dovete fare più spesso interviste dove mettete in difficoltà o ci fate incazzare a noi napoletani. A mio parere abbiamo le reazioni migliori. Continua così. È vero, Lucix M3 in Cool 0. Le interviste sono belle perché a Napoli soprattutto la gente ha delle reazioni particolari. Ah sì, e che cazzo, si pare, è proprio una cosa, io mi diverto, io personalmente quando faccio questa cosa delle interviste mi diverto proprio assai. Oggi manca a farlo stamattina, Patrizi fotografia, oggi mi sono una fotografia, l'ho scritto proprio, mi ricordo, una cosa, oh, abbiamo fatto siamo stati a fare una cosa che va a breve, che uscirà fra poco,
e voglio ma ci siamo divertiti. Io non so se riesce a vedere questa cosa che ci siamo divertiti, che se si riesce a vedere nel video, però stamattina voglio ma ci siamo proprio divertiti, perché era una cosa, non era un'intervista, era una candid camera, quindi basata sulle reazioni delle persone su questa cosa che noi facevamo. E stamattina voglio è stata una cosa esagerata, cioè mi sono proprio divertito, quindi io spero che questo video che mo stiamo facendo è bello, perché non so, ci pare proprio. Però sì, hai ragione, io queste cose mi piacciono, perché oltre a parodie che sono più elaborate, mi piace assai, mi piace molto fare queste cose qua, e le faremo, e le faremo. Adesso, Valero, Fabri troppo forte il video dei ragazzi del video, conosco a Lorenzo, grandi. Ah, Lorenzo Pino. Sì, Lorenzo Martini che faceva il Gratta e Vince, che faceva Gratta e Vince. Anna Rita Cozzolino, che ci segue a tutti i live, e io gli mando un bacio, perché veramente ci sta sempre Anna Rita. C'è Roma, perché non fa il provino per il grande frillo? Chissà quante risate ci facciamo, me lo vedrò sicuramente. Ma sai una cosa, io l'ho fatto una volta con Provintel, però ero proprio, cioè, vabbè, ero giovane, ero più piccolino, no, ne eravamo sovietici, però avevo 18-19 anni e ti ha fatto provino perché poi erano le prime edizioni del Grande Fratello. Ah, poi bene proprio, non mi cagare. Però a me mi fosse piaciuto perché secondo me là mi divertivo, cioè, io mi divertivo secondo me, però mo mi è passato il genere, non mi rompo cazzo, no? Secondo me mi pigliano manco, comunque alla fine, sì, fosse che cazzo, però fosse che cazzo, cioè, uno mo sfotta che si stanno là dentro, però c'è... Bah, comunque, boh. Francesco Riccio si sta asciuttando i capelli, Francesco deve una roba, voglio... Cioè, io sapete che faccio questi live in voto? Perché io mi faccio morire proprio risato. Io per esempio, guarda, io non so se vi faccio ridere a voi, ma voi mi faccio morire a me. Cioè, vedete che su Francesco che commenta. È bella leggere queste cose, facete più voi battute che io, perché mi facete morire. Adesso, Antonio Micali, buonasera, buonasera Antonio Micali. Antonio Micali è un nome nuovo. Facciamo le persone educate che Antonio è una persona nuova, quindi facciamo che noi siamo, facciamo a breve che siamo persone educate. Allora, 97 Sasi mitico, vincitore di Reina contro Ballotelli. E questa è una bella domanda, allora, questi vincitori non c'è, perché noi l'abbiamo fatta per ridere, l'abbiamo fatto ridere senza voler ovviamente far vincere nessuno, però se proprio dobbiamo considerare i commenti che sono arrivati, Reina, perché tutto quanto Reina, ma poi ovviamente un video, cioè, girava come si dice, sui siti del Napoli, ovviamente a chi voleva vincere, a Balotelli. E ha vinto Reina, comunque, ha vinto Reina. E adesso, Antonio Puca, metti 5 euro, coppa a 4 squadre e massette, fosse Maronna che capace, tu testa la canzone, o testa la canzone. Fulmine Giallo ci segue. Ah, non siamo tutti maschi, è vero, è vero. Anzi, ti dirò di oltre ad Annarita ci sta anche Virgilia, che Virgilia è un'altra delle pochissime donne che ci seguono qui su questa live. E io colgo l'occasione per salutarla. Ciao Virgilia. Oggi spaccato con questa, quando parlo italiano mi sorprendo a volte, mi escono quei termini, colgo. Vabbè, comunque già due femmine, ragazzi, quindi vabbè. Ma infatti ci dai due capelli a posto per fare più, per sembrare un po' più così. The Cool Channel HD. Frank lo conosci all'Euromano? Come no? A parte che non so Frank, nata, ma forse non c'eri nella spiegazione di prima. Comunque lo conosco all'Euromano, come no? Se quello che penso io abita a Via Terracina. Sì, lo conosco. Ha fatto pure, ci ha prestato una volta una bicicletta, mi pare, per fare un video, comunque lei lo conosco da quando sono piccolo. Abitava dietro dove stava mia nonna, quindi quasi cresciuti insieme. Sì, è quasi cresciuto insieme perché io poi ero piccolino. Io ero già, cioè abbiamo tipo 5-6 anni di poi mo su video, mo per esempio arrivo sotto muro e io sono curtulillo, cioè è diventato normale, 5 anni di differenza più piccolino. Vabbè. Valeria Abbondante, fai anche tu il video di
Yeppi di Pharrell Williams. Allora, Valerio, bene, però non si scrive Yeppi, perché non lo so se voi potete vedere come è scritto Valerio. Si scrive Happy con l'H, mo ti già lei non sa ci fa la manca italiana, un po' di inglese lo so scrivere. Comunque no, perché ha già fuoco di Happy? L'hanno fatto già, l'hanno fatto già, quindi che ci mettiamo a fare? È una bellissima canzone, hanno fatto i video, però ma come facciamo a fare? Poi Fabrizio, stasera dovevo uscire con Luca Saviano, stasera dovevo uscire con i miei amici a GP sa tutto quanto mamma mia, ormai ci siamo fatti una comitero, cioè oramai, ma non lo so, io sono onorato, ma sento una responsabilità perché tu stasera pensaci, guaglione, magari facevi due posti dopo, usciva una femmina, mi fai sentire sotto una certa responsabilità. La prossima volta esci con i tuoi amici tranquillamente e non ti preoccupare. Adesso, Vittorio NT, oh Frank, finalmente vedo la tua live. Vittorio, cioè, oramai un mese, anche più mesi che stiamo facendo le live. Era ora che ci stavi, Vittorio, non lo so. Non lo so. Miriam Ferrigno, direttamente dal pubblico femminile, buonasera, voglio, facite bravo, fate le persone educate perché siamo a tre ragazze, e ve lo posso garantire che nelle nostre live tre ragazze non l'hanno mai avuto, non l'abbiamo mai avuto. Non so cosa sta succedendo, sarà un capello nuovo, sarà questa barba, non lo so, non lo so che sarà pure che non lo so che sarà. Stasera c'è una cosa particolare, tre film, quindi persone educate, diciamo, mi raccomando, faccio educare. Allora, The Cool Channel HD, Frank rispondimi. Fammi una domanda, se mi fai una domanda io ti rispondo. Comunque dai, ti saluto lo stesso. Vabbè. Pixel Boom, Cerro si guadagna bene con YouTube? No, questa è la risposta più onesta che io ti posso dare. Con YouTube si guadagna pochissimo, purtroppo, perché se veramente si guadagnasse con YouTube, cioè oddio, aspetta però, mo magari io guadagno pochissimo, però ci stanno altre persone che fanno i video, che fanno tantissime visualizzazioni e ovviamente guadagnano una cosa so. Perché se fai tantissime visualizzazioni, parliamo di milioni di visualizzazioni, a ogni video, allora tu pensi che guadagni una cosa so. Ma non è il mio caso, non è il mio caso, però mi piacerebbe. Poi, allora, Salvatore ci tiene a precisare che io sono già educato. Salvatore, io non era per offendere te, per carità, io parlavo anche più di me, sinceramente, perché sono io un po' che ogni tanto dico parolacce, allora, sai, ovviamente, lo dicevo un po' più a me che te, ovviamente. Allora, Valerio Abbondanti, non è Fabrizio, ma si dice, vale, magari fa, quello non è che sono scemo, per carità, ci stanno un errore di comunicazione, no? Basta cosa, ma sai che faccio? Metto in idea, vale, mi fatto in la prossima live, o veramente, oggi mi già scrivere Cerrone in front, capace che io se tengo scritto Cerrone, mi faccio scrivere proprio con pennarello, oppure mi azzeccata, penso che non mi chiamano più Frank, se ci sono una buona idea, Cerrone, scrivo qua. The Cool Channel, la moglie di mia sorella. La moglie ti stai riferendo a Leo Romano. La moglie di Leo Romano è tua sorella. The Cool Channel HD. Benissimo, ok, abbiamo chiuso il cerchio della... Cero, quando lo inviti a Pitbull, ha ragione, quando lo inviti a Pitbull, ma mia, voglio sapere un po' che parere lo suo in coppo fatti che la Antonio, perché tu devi sapere che Antonio si è affezionato a Pitbull, perché Antonio all'inizio non c'era simpatico, voi lo sapete, questa storia già ve l'ho raccontata, però ve la racconto di nuovo, non c'era tanto simpatico, poi dopo hanno fatto amicizia e quindi ora lui lo vuole sempre, quindi a ieri ci ha mandato pure che poi hanno questi argomenti in comune, le bollette, le cose, quindi... No, non ti preoccupare, fra poco entra in live, veramente fra pochissimo lo faccio entrare in live, anzi l'ha già invitato, lo chiamo e ci dico sì, praticamente, però un WhatsApp più telefono perché siamo a più stesso, e lo chiamo così lo invito, cioè io già lo invito, deve solo entrare. E allora,
Andrea Sommella, così tutti scemo, tutto bene, grande Andrea. Andrea, io so che sono scemo, non è che penso il contrario. Comunque tutto bene, tutto bene. A te come stai? Stai sempre a Milano? Io mi ricordo che tu sei a Milano. Aspetta un attimo. Niente, Andrea Sommello, voglio un amico mio di Pianura, che ora vive a Milano. E ti voglio bene, ti mando un abbraccio ovviamente. E allora, so, Virginia, fa prima stasera non ti dovevi mettere il pigiama. Hai ragione, hai ragione. Ma sai che lei non mi ha aiutato a mettere il pigiama perché proprio per su fare tre femmine, no, perché si vuole mettere il pigiama, non sta mancando una femmina. E allora è meglio che mi vesto un po' più tranquillo, così capace di avere le femmine. Ma per me, femmine per me, perché per i guaglioni, perché stanno qua tutti i lunari senza una femmina, proprio per far fare amicizia a loro, anzi, Ilia, Miriam, Anna Rita, cercate di fare un po' amicizia fra di voi, con amici qua, con Andrea, non lo so se che ne sai, The Cool Channel, con Yoda, per esempio, che Paolo Yoda non mi ricordo. Il lunedì molti seguono da per questo siamo solo 30, secondo me. E che potrebbe essere una ragione, effettivamente. Vabbè, ma non ce n'è morto, però aspettate un attimo che si è bloccato. No, non si è bloccato. Eh, Salvatore Belli, Cerone, ti faccio arrabbiare se ti chiamo Frank, né Frank. No, non mi fa arrabbiare, però mi arrabbio perché penso ma che noi da tre anni non si è ancora nato capito che il Cerone e chi l'ha Frank significa che abbiamo che non siamo stati così bravi a farvelo capire. E questo mi Ciao fa arrabbiare che... Fabrizio. Oh, poi eccolo qui, non so se avete udito la voce di Pietro Udite, Pull, udite. ecco, come Udite, udite, mi senti? voglio per la gioia di Antonio Puca and live niente poco di meno che Pull. Ho detto tutto, è tutto tuo, vai, è tutto tuo, è tutta tua. Come state? Bene? Fantastico, fantastico. Sì, Niente, sì, ti saluto, Fabri, lo sai tranquillo. cosa stavo facendo? No, Eh? no, Sono andato a prendermi un po' di soldi, li vedi? no, non è vero, ma in vega. Ma perché non vega? Perché non voglio vedere, perché non vega pure a me. Quindi ti sento solo, ti credo. Ah, mi credi? Ma me Sì, avrei sì. culo. Comunque sono andato a prendere un po' di soldi, Fabri, che ero scarso, quindi io automaticamente sono andato a prenderli. Mi dice che non li vedi. Eccoli qua. Eh, E per ma di soldi, ragione di ragazzi. Antonio, e per ragione di Antonio Puca, l'ho giocati tutti quanti e praticamente è successo che l'ho persi. L'ho persi, quindi posso Addirittura. anche stracciare questi 100 euro Boh, in c'è un fumo. rumore. Infatti, C'è sta c'è 100 euro, non ci credo. hai stracciato 100 euro. Ho stracciato 100 euro perché Antonio Puca mi ha Voglio, fatto vedere una cosa che io non dovevo vedere. Mi ha mandato un link con una bolletta giocata di 3.000 euro. Ma come si fa? Ma è un pazzo! Ma l'hai visto quel link? mi ricordo. Sì, sì, allora, facciamolo capire pure agli amici, che già ovviamente non lo so. Io prima glielo accennato. Ma no, non ho sentito niente perché ti sentivo molto robottoico. No, non ti sento, non ti sento. Comunque salutiamo, volevo salutare un po'. Oggi mamma sentite? Ecco, così.
Fabrizio, Un po' ripetere una volta. Ehi, niente, volevo salutare un po', un po' Fulmine Giallo, volevo salutare Antonio Puca, non ti volevo sento, Francesco. salutare... Cioè, io ti sento, no? Io ti sento. io volevo salutare un po' di ragazzi. Grande Fulmine Giallo. Saluto, saluto, va. Già l'ho già salutato, tutto a posto. Ti è venuto? Ti è venuto? Ti è venuto di saluto. Ma non mi senti perché non mi senti, io a te ti sento robottoico. Va buco. No, io ti sento più a te, ti sento troppo buono. Ti sento bene, non ti flashare. Io ti sento proprio buono. Vabbè, Se tu vabbè. mamma senti a me, ma io ti sento. Ok. Ok, quindi, vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Praticamente, ha fatto un commento, ho visto, non lo posso leggere, non lo posso leggere. Niente, praticamente, Franci, Agit, quando volete parlare di bullette, tu e Antonio Puca, sentitevi in privato e voi mettete a parlare di bullette, perché non io parlo di bullette qua, Goppo Live. Scusa, non è luogo. Vabbè, ma è un argomento che può prendere un po' tutti, eh. No, non scherziamo. Ma no, perché poi no, se mettiamo a parlare di pallone, no, mettiamo a parlare di pallone time, no, No, non ci no, a no, parlare di vabbè, ma pallone, no, non mi sembra. era giusto un piccolo evento, una piccola cosa da dire. Scusa. Ciao, ciao Bellini, grande Salvatore Bellini, grande Salvatore Bellini. Sì, Savoni c'è sempre, l'ho già elogiato prima. No, volevo un attimo dire a Culcia di oggi capito che come si chiama? Che la sorella sta con le romane. Non sai, ma ci dicendo volte. Ho capito, tua sorella è la moglie di Le Romano. E questo l'ho capito. Anzi, salutami a Le Romano a questo punto. Ok, vabbè, io vado avanti, io vado avanti. Questa domanda, ti faccio questa domanda. Ah, no, questa domanda non la devo da Antonio Pugoi. Poi, Ciao Virgilia, Antonio, ciao. Volevo salutare anche Virgilia. sì, ma tu non sei a Virgilio, che saluto a fare, mica la conosci. Ma lei mi ha chiesto per te, a me non mi saluti, allora volevo dire ciao Virgilia, come stai? Ah, Tutto a posto? ok, no, perché Virgilia ci segue da poco. Virgilia mi ricordo, me l'ha detto, ci segue da pochissimo, pensavo che tu la conoscessi, ma non la conosci. No, no. Allora, vabbè, comunque andiamo avanti con le domande, dai, andiamo avanti con le... Fabri, già tenga guaglione, ah, perché no, perché giustamente io ho detto, voglio stasera siete tre ragazzi, facciamo le persone educate, fate le persone educate anche io, così faceva se fare un po' con acchiappanza, un po' passare live, così gli diamo anche un senso ogni tanto a questa live. E quindi Luca Saviano mi risponde, Fabri, sì, Fabri già tenga guaglione, e ci sto facendo vedere i live tuoi, a hit capota, a hit che ci insieme, PS, preferisco vedere un live tuoi, sei l'unica che si salvo rumori, cioè, ma tu hai capito? A chi, cioè, questi ci vanno bene, cioè, questi qua ci vanno bene, però. Mi fa piacere, mi Eh, fa piacere. Mi fa piacere intanto, saluto e poi, anche Tony Granato. Ciao Tony, numero uno, come non mi Tony, ricordo di te. sì, è chi lo guaglione che è venuto a fare con noi il remix Sì, sì, per la parodia, ti ricordi chi lo sì, sì, guaglionava da? sì, 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 me lo ricordo. Sì, sì. E niente, praticamente a Uccanno, ecco, iniziano le prime acchiappanze. Valerio Abbondante, ricordatevi Valerio Abbondante. Chi mi vuole conoscere? Ma boh, faccio buono, sto cercando di far conoscere un po' fra di loro, capito? Ma ci stanno poche donne, e tra cui, tra quelle quattro, se non mi sbaglio, due o tre forse sono fidanzate, eh? Quindi voglio dire. Sono donne, no? Voglio precisare questo detto, e comunque non siamo femmine, siamo donne, sbagliare, c'è errore. No, ma in agit femmine, forse, in napoletano, perché femmine, ma non femmine. Poi femmine mica è offensivo, no? Donne, ovviamente, ovviamente. E lo so. Ah, boh, mo stanno dicendo certe cose che non leggere tu, che sono No, come ma qua. purtroppo non le leggo perché si è bloccata la chat, però sarei curioso. No, è meglio che no, è meglio che no. Miriam dice, Fabrizio, ma quel maglione fantastico è ancora all'asta? No, non è all'asta, ma è spaziale. Un maglione che non l'ha francese, fatta, come si chiama là? Noi Sì, stiamo sì, sì, me lo guaiando, no, ricordo. assolutamente. A parte che sta là, a parte che ve lo farei anche vedere, francese. Intrattienimi un attimo i ragazzi, che così lo Va prendo. bene.
Ciao Domenico Sarnese, un saluto a Domenico Sarnese. Per quanto riguarda il fatto della donna, anzi, c'è da dire questa cosa, una frase che ho partorito nella festa della donna, che era tipo questa qua. La femmina, se non fosse stata donna, non avrebbe mai fatto capire il vero valore del maschio nell'essere uomo. Quindi, grazie di esistere. Questa è una frase che ho partorito stesso io, letta da nessuna parte. Quindi vuol rispondere a Gesù sicuramente grazie di esistere. Come? Ho sentito soltanto grazie di esistere. Sì, no, era rivolto una frase che ho fatto per la donna ultimamente. Ricevendo Veren dice giusto alla webcam si sente male. No, ma è vecchio, è vecchio. È una cosa vecchia. Ah, ok. Vabbè, no, ma sono messo maglione, non so se mi vedi. Mi sono messo il maglione quello là famoso, il maglione famoso. Non so se si vede. Voglio comunque avete riconosciuto il maglione della Tia e non lo vedo, poi voglio perché è troppo a personaggio, è troppo un maglione, cioè è troppo brutto per metterlo all'asse, non ve lo darei. Cioè, oddio, se mi date una cosa i soldi, se mi date per esempio 50 euro, già per esempio può cambiare idea. Oh no, no, Fraser Wayne non si può. È fatto bene, è fatto bene. Stanno salutando tutti quanti, non so se vedi, non so se leggi, stanno salutando. Ho visto, sono anche già salutato, Sì. Comunque, però da sì, bella frase, ti è piaciuta Virginia la mia frase, vedi? Virginia è piaciuta per te pure. Sì, Virginia, penso la notte. La frase a tu. La penso la notte questa frase. Non la devi ripetere. Mo vedo, perché tu non c'eri, quindi non l'hai vista, non l'hai sentita. Comunque è una frase che ho partorito io più o meno nella mia mente per la festa delle donne, che fa così. Perché quanto riguarda il discorso della femmina e donna, era questa qua. È quella là che dice femmina, grazie di essere donna perché soltanto così dai al maschio il valore di essere uomo. Quindi grazie di esistere. Questa era... Però Virginia vuole maglione, no, vabbè, ma volevo soffermare un attimo, non passa la frase tu, perché volevo spendere una parola buona verso di te. Pitbull, no, veramente uno che voi lo vedete nei video, lo vedete diciamo, così in modo, però ha veramente un animo sensibile, cioè potrebbe le poesie, potrebbe scrivere queste cose, però non si vuole prendere sul serio, però c'ha potteno, voglio. Niente, che stai dicendo? Niente, che sta Virginia che vuole il tuo maglione. Non lo posso, Virgilia, ti voglio bene, ma non lo posso no, perché su maglione ci tengo, ma fa pure coccato video su maglione, c'è un video, capite? È un maglione che non lo posso voglio, ha un valore inestimabile dal punto di vista affettivo, capite? No, non mi dispiace, voglio, chiedetemi tutto, ma non il mio maglione. Comunque, niente, praticamente stiamo dicendo, ma no, ci ha anticipato che stamattina abbiamo fatto sta cosa, ma non gli ho detto che cosa, solamente che ci siamo diversi, abbiamo fatto una cosa che uscirà fra un po' e vabbè, niente, allora non so chi, ma perché non le fate più spesso queste cose, ma ovviamente le faremo, cose che e voglio ci sarà un Pitbull anche lui veramente in un ruolo veramente voglio inguardabile, basta, non dicevi più. Non voglio aggiungere qualcosa tu. Sì, no, che non se la devono assolutamente perdere prima di tutto perché è una cosa bellissima e poi non vorrei anticipare nient'altro perché altrimenti sarebbe troppo sgamata la cosa, però credetemi che c'è da divertirsi, è una cosa divertente, è una cosa che potrebbe capitare anche a voi, attenzione. Scusami un attimo, però Antonio Puca, io ci ho ido, voglio bene Antonio Puca, ha detto, per te pusi o peggiore questa frase, fedeltà da fa barba mattina, c'è sto rapporto fra te e Antonio Puca che è una cosa fantastica, cioè io devo fare live, perché devo attaccare. Ma io non l'ho letto, però. Non lo leggo questo qua che ha scritto lui, che ha scritto, scusami. È uno degli ultimi.
E mo da Non ho sentito. ho detto Piette pu, peggiore questa frase. Federico Moccia t'ha da fa barba matina. Sentito? Ma seria. No, ma io Eh, sono contento che lui mi ha richiesto l'amicizia prima di tutto. Anzi, sono veramente contento. Anzi, volevo ringraziarlo per avermi fatto vedere quella bolletta di 3.000 euro perché ho scoperto che chi sta in guaia di me. Quindi ho questi bulletti. Comunque, bravo, bravo. Antonio Bucco mi è simpatico. Poi, anche se mi prende in giro, è giusto che sia così. Antonio, puoi dire quello che vuoi. Bravo. No, ma chi lo dove vabbè, ti vuole bene, ti vuole bene. Però Gursky aggiunge, se Piette Pulla ha un animo sensibile, io sono Paolo Sorré, per esempio. Non sei stato, non ho creduto su questa cosa, ovviamente, perché non conoscete bene, voglio, che non lo conoscete bene, ma lui è veramente un poeta. Anzi, una volta faccio pure una poesia, c'è una piccola poesia su Facebook, ho fatto un video che si chiama Ah. Anzalata, ma non so se c'è ancora, la cancellata, se c'è sta ancora, No, comunque provate a vedere, la cancellai, la è cancellai. cancellata, Sì. faccio video una volta, bellissima, Insalata si chiama, ma la ricordo ancora, sinceramente, però, sinceramente, la ricordi ancora? Poiché lo sai, io un po' me la ricordo, però è passato molto tempo e non gli ho dato molta importanza, però forse me la dovrei ricordare. Quella fa Ansalata, prim, aroppe un secondo, e voto può essere pure un contorno. Un po' che voglia e sale, tallic pure in mano, con un po' di pane ti salsi piano piano. O fruttavendolo la venne di tanta maniera, romana, incappucciata, incappucciata, romana, o fruttavendolo. Io voglio solo un'insalata. È una... Ah, E non me la ricordo molto bene, non me la aggiunge. ricordo. Non me la No, ricordo. no, ma che era così. Ma pare Era che tipo così. vabbè, ti si fermato un po' nel durante, ti sei fermato un Ah no, po', perché iniziava così, vedi, perché iniziava così. Coppa una tavola imbandita non viene mai considerata. Ansalata. Prima no prima. Ropp no seconda. E voto potesse essere pure un contorno. Con un po' di roglia e sale t'allicca pure in mano. Con un po' di pane te salsi piano piano. O fruttavinna la vinne tanta maniera. Incappucciato, romano. O fruttaio, io voglio solo un'insalata. Questa era proprio, diciamo, era questa qua proprio, era cioè, proprio così. cioè, mo penso che per esempio mo arriveranno commenti proprio go go, proprio a go go proprio, cioè, addirittura c'è la Pattrice Roioto, io l'ho fatta recitare volte, Anzalata di Francesco e voglio, forse, non so, forse ci sarà anche un video di questa cosa, c'era per tutto. Vabbè, dopo andiamo avanti, aspettiamo un po' dei commenti su questa cosa qua, ovviamente. Fulmine Giallo chiede come si chiama Piettepool su Facebook? Diglielo tu. Francesco Vetere, sono Francesco Vetere. Francesco Su Vettere, poi lo Facebook mi trovate Francesco trovate? Vettere. Vedete, sono su un Virgilia gatto dice delle Fabri, nevi. sì, lo trovate su un gatto delle nevi. Una fotografia che non si vede che è però puntando lontano, si vede solo sto gatto delle no, solo io. Effettivamente si vede solo là. Virgilia dice, Fabri stasera hai mangiato? Secondo me no, perché non ti viene il rigurgito. Ma tu sai che ho veramente adesso fatto? Che è stato bravo. Cioè io veramente stasera non ho mangiato, perché quando fa la live, magna, e poi mi viene su fatti fa, ogni tanto, invece non ho mangiato e quindi non mi viene sta cosa. È brava, Vicky. Ho notato questa cosa che non è ma e poi chi c'è stato giù? Eh, Samuellini, vabbè. Stai tranquillo, occhi blu, e pulito sono frufru. Grande. Si riferisce a The Fox. The Comunque, The Fox Box, dice una cosa, bellissimo. si trasudò tu in da live, come sono 15 all'ora, non voglio essere... Lo stavo notando, capito? lo stavo notando. Goppandissimo, 30 loro quando siamo solo in belle 17 quasi trasuto, voglio dire, vabbè. Andiamo avanti. Lo Poi stavo Gianni notando. Napoli. Gianni Napoli, una si è rotta, ha fatta a barba. No, Gianni, a lo vedi, a meno che non si giocate, sono fa. Voglio mi fa sì, ma voglio fa, che già fa, mi scoccio.
Una domanda per te, da Francesco Riccio. C'è una domanda per te, però aspetta, c'è Roma, Piettipulla, lo sabato tu fa Palumba. Rispondi tu. Come no, se ci fa pure, come si chiama? Upetta a palla. Sono molto bravo a fare upetta a palla. Sono il numero uno. Numero uno del petto a Eh? palla proprio. Sì, 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 comunque sì. mi piace tuffarmi. Quando andiamo a Bascia giù alla Caiola, se non so se siete mai stati, ci sta l'isolotto, ci sta il triangolo, e poi quando ce ne andiamo là, ci andiamo a fare i tuffi sopra a queste parti, mi piace molto tuffarmi dall'alto, ovviamente a mare. Quindi sì, mi piace tuffarmi, se ci pupetti valore, se ci pupetti del pan, non so fare per esempio la capriola, là mi mette paura, là ho un po' paura, però le altre cose le so fare. Ma dove vanno a mare Ok, questi ok. ragazzi? Che muove una stagione, cosa? Dove vanno al mare, Fabri? Non lo so, mo ce lo chiediamo, voglio andare a mare, vi domanda Piettipool, fateci dove andate a mare, così Piettipool vi viene a trovare, no? Fateci sapere. Poi che dice? Antonio Puca, tu rinda all'ultima paroti, a parte tu, è stato fatto proprio a pennello e che non guarda mai una bulletta. No, però voglio smentire perché Antonio, guarda che io ogni tanto le bullette, Francesco, veramente ogni tanto le prende. Poi rispondi tu ad Antonio, ovviamente. Sì, intanto ti dico solo una cosa, che l'ultima bolletta che ho preso mi ha giocato a Serie B che era imprendibile, tu forse lo sai, da giocatore lo puoi sapere. Ho giocato 15 euro, pare ci ho pigliato 470 euro, sono rimasto veramente molto contento. E poi è veramente una cosa difficile, quindi pensa un po' tu, pensa un po' tu. No, ogni tanto Però le prendo. scusa, poi che parla sempre di facciamo bullette, no, però Ah, intanto pure. vedi che rubate il tempo ai completi che ti hanno fatto. Guarda qua, cioè no, due o tre ti hanno fatto i complimenti. Virgilio dice, questa poesia francese, o potesse poi, cioè, lo dice seriamente. E Miriam, Francesco, vogliamo una poesia alla settimana, no? Veramente, Va bene, ragazzi, potremmo allora fare anche cerco di una... fare. Sì, allora Francesco la prossima settimana porta un'altra delle sue poesie. Allora, Fabrizio Quindi mi dà l'ok di pubblicarlo sulla sua pagina, io lo faccio. Se dà va di pubblicarlo, benissimo, allora io lo va faccio. benissimo, io ti do l'ok, ti do l'ok. Allora Francesco vi farà un video addirittura ogni settimana un video di una sua poesia, cioè data così in video. Ah, boh, Va benissimo. te la, Possiamo anche te la cominciare puoi anche con quella prendere. dell'insalata, mi fa piacere, perché quella è una che deve rimanere dentro, perché sono quei piccoli, non so, poi anzi, sai che vorrei che poi sotto ci mettesse un commento per capire il vostro stato d'animo quando avete sentito la stessa poesia. Mi farebbe piacere. Ok, ok. Ok, anche se Alfred Channel ha appena detto è a cagna spacciatori. Vabbè, ma noi Eh, andiamo avanti lo stesso, le critiche ci saranno sempre questi commenti negativi, ma noi, Francesco va avanti, quindi ogni settimana poesia, video poesia di Francesco Veda, alias Piette Puglia. Questo lo garantiamo. Andiamo avanti. Gianni Napoli, Cerro, allora che cosa ne pensi della canzone che ti suggerì l'altra volta? Ah, sì, no, perché Gianni Napoli mi suggerì una canzone dei, come si chiamano? Fly Project, che era Toca Toca, si chiama. No, l'ho sentita ieri, credimi, l'ho sentita ieri proprio perché tenevo paura, cioè non l'avevo sentita quando me l'hai mandata, non ci ho avuto il tempo, scordavo, e me l'ho sentita ieri, perché tenevo paura che tu mi domandavo questa cosa. Ma non mi piace, da Jess non mi piace, è una poca una scimità, infatti non si è sentita. Tu la sapevi questa canzone, Toca Toca dei Fly no, Project? io non la conosco proprio, non la conosco. Ma è bella, Gianni, non è una bella canzone. Io so, a te ti piace perché secondo me ti ricorda qualcosa. Io so, che fa mazz, ciò, però a me mi piace. Vabbè, comunque guarda qua, Valerio Abbondante, Francesco, sei un poeta, facci sognare, vabbè, cioè, veramente è spopolato. Boh. E poi, niente, ci stai più. E poi, boh, no, a domanda non l'hanno capito, poi, secondo me, fatti rumare, perché stanno dicendo Calabria, stanno dicendo Marina di Camerota. Secondo me Francesco voleva dire a Napoli, no? Dove andare a mare. Giusto. Io volevo dire, prima di andare a fare le vacanze, alle volte capita che uno se ne va a mare a Napoli e volevo sapere dove che andavate a mare a Napoli, a Licola, a Miaro, a Misino,
amici di scuola. All'Icaro non ve lo consiglio perché l'acqua è nera. Volevo fare una canzone una volta, ho fatto Bravo, Ligolo con l'acqua nera. bravo. Sì, Volevo fare una canzone e faceva sì, all'Icaro sì. l'acqua è nera, all'Icaro l'acqua è nera, all'Icaro l'acqua è nera, all'Icaro l'acqua è nera. Vabbè, poi continuava, però era E, bella. e 10 minuti faceva sempre così questa canzone, 10 minuti solamente Ligolo all'acqua nera. Un giorno può Vabbè, essere che la faremo, non veramente. lo so. Un giorno, voglio ultimi 5 minuti di live perché alle 10 e mezza finisce. Vabbè, comunque ancora 5 minuti ci abbiamo. E non so, vabbè, mo stanno parlando di Bullet, chi ha perso, Nicola Punta ha perso 800 euro al Antonio 93, Buca, ora ne 20 scusi, euro. Wow. guai, Dici, fossi, dici. magari fossi da Verona e l'essi schiattata a capo. Oh, comunque, Vabbè. Antonio Buca, ti mette pu, non fa nessuno video di poesie che ci appiccicam, ti scomunico da tutto. Sai, fa solo qualche frase ad effetto e poi basta. E poi si fa la rasata, Antonio Buca, come sei tu, no? Comunque, scusami un attimo se ti interrompo, Franci, Vai, però vai. il divorzio sposo lo voglio pigliare se tu vuoi, mi voglio prendere come dire, una promessa a 19 spettatori, Franci che ci sta. Perché non ti fai, mo che finimmo la live, registri Ansalata e la mettiamo su Frank e Cerrone, ci stai? Va bene, non c'è problema. Ok, voglio. Allora, perché cioè, comunque stanno chiedendo, quindi voglio, dopo la live, un tempo che riesce a fare il video, Francesco la mette su Frank e Cerro, Ansalata, quindi già è tutto bravo. E vabbè, niente, no, aspetta un attimo, di due montagne, tutti a mare chiaro, ci tuffiamo tutti insieme, poi, ma senza ci spacca il capo, ovviamente. No, noi ovviamente, noi ogni tanto andiamo a Caiulo, no? Andiamo a Iula, non so se la conoscete, a mare. No, voglio, mo faccio, cioè, parlami di mare, perché ci manca ancora un po' di tempo, quindi Ah, è ma un po' invece secondo presto, me un po' presto. è bello, ce lo dobbiamo tirare quest'estate, come perché altrimenti non viene più, perché il mese di marzo è proprio lungo. Allora è bello tirarsela all'estate. Eh sì, è vero, però manca ancora un po', però appena viene l'estate voglio riusciamo a fare veramente due bagni, veramente. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Virgilia, mo ci fai venire fame con questa insalata. No, io non tengo fame, no, no, no. Gianni Napoli, c'è Roma, un maglione t'ha accattato a due marocchine, quanti pavate? Vabbè. Ma, Mappa Beach, Miriam Ferrigno, non ci credo proprio che tu vai a Mappa della Beach. Ah, Eh, ciao Cerro, ciao Andrea, secondo me se ne va. Ah no, dice Valerio Avanti, ha detto le prossime poesie deve fare il live e la deve interpretare. Che pure, allora io ho pensato come puoi fare. Cioè, tu la prossima poesia fai live, ovviamente, no? Però poi dopo il live la registri e la metti su Facebook, capito? Cioè, fai proprio, capito? va bene, però loro devono scrivere un commento sotto di cui deve essere una cosa positiva, ovviamente. Deve essere una cosa Boh, positiva. scusa tutto. Cioè, nel Scusa senso no, perché, scusa, è brutto perché. nel commento deve essere positiva, nel senso che devono spiegare, cioè vorrei che loro capissero quello che significa la poesia. Boh, ma sta a scuola che danno a La spiegare come si versione in prosa, fa. come si dice? La versione, mi ricordo, bravo. Scusa, boh, chi le fanno i commenti che le compongono, ovviamente. Tu abbiamo a mettere la No, poesia, poi. sto scherzando, potete dire tutto, lo faccio per voi. Siete interessati, ve la faccio questa poesia. Agli siete interessati? Ovviamente sì, ovviamente, ovviamente. Sì, sì, no, a me mi piaceva quando ci sta insalato, quindi vabbè, già dopo la metterà questa insalata. Comunque, Luca dice, ma in estate farete. Oh, guarda, mi ha salutato che dice, scusate, no, a parte che. No, perché sennò finisce, capito? Ci saluta, a volo, perché oggi mi sa la ora, quindi fra un minuto finisce, non ci vediamo più. E vabbè. Saluta a Allora, volo. ragazzi, un saluto a tutti e 16 spettatori attualmente rimasti. Mi dispiace che non abbiamo salutato quelli che sono andati via. Mi raccomando, ragazzi, seguite sempre Frank e Cerrone. Frank e Cerrone. Mi raccomando, E un ci vediamo. saluto e poi ci vediamo dopo che metterò questa poesia, va bene? Metterò questa poesia. Babbo, Va buono? babbo, Ciao aiù, ragazzi. ciao. Ciao Antonio Buca, Vediamo ciao a presto, tutti. aiù. Ciao Miriam. Ciao, aiù. Ciao.
ciao Tita Camer, ciao Gianni Napoli, ciao Miriam, ciao Andrea, ciao a tutto quanto. Voglio. Ci vediamo prestissimo col nuovo video e poi ci vediamo lunedì come sempre alle 9:30 qui sul canale di YouTube. Ciao, aiuto!